programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia questa nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo al Parco Archeologico dell'Ivelet a Revine Lago. Stiamo per raccontarvi l'assemblea provinciale di Umpli delle Proloco Trevigiane, le quali a loro volta presentano vari progetti che testimoniano ovviamente le tante iniziative che le nostre Proloco portano avanti sul proprio territorio, nel proprio territorio. Parco l'Ivelet, ma anche un Bosco degli Ontani, un museo dedicato al ciclismo, Casa Gaia e ancora un parco dedicato al pettirosso e tanti altri itinerari tra l'alta e la bassa trevigiana. Ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi sentiremo varie testimonianze. È nato Yes, il primo cocktail della spiaggia di Jesolo. La paternità è del barman Roberto Luciani dell'Hotel Gritti Palace di Venezia, che ha vinto la prima edizione del concorso Cocktail on the Beach, promosso dal Consorzio Veneto Chioschi in collaborazione con il comune di Jesolo e quello di Cavallino Treporti, la cantina Mionetto e Roberto Castagnier Acquaviti. Pietro Stangherlin di Mionetto e Roberto Castagnier ci raccontano questo cocktail di emozioni. Ovviamente è stato un cocktail di emozioni. Il nostro obiettivo è quello di essere anche presenti nel territorio in manifestazioni che possono veramente far risaltare il nome, il marchio Mionetto e nello stesso tempo anche poter sviluppare il rapporto col territorio e l'azienda. Un'operazione unica perché ci sarà un banchetto da barman o comunque i chioschi che hanno già il banchetto all'interno, in cui finalmente il turista di qualità, quello che comunque normalmente trova nel cocktail un elemento proprio di soddisfazione, che può essere prima del pasto, che può essere a metà giornata, che può essere alla sera, un cocktail di alta qualità. Il cocktail Yes, voluto per garantire un prodotto con ingredienti di alta qualità e a basso contenuto alcolico, per tutta l'estate sarà preparato nei 54 chioschi del litorale di Jesolo. Il nome Yes è un nome fantastico, poi evoca proprio la spiaggia, ha dentro dei ingredienti naturali locali, addirittura della frutta, Acqua 21, Sergio Mionetto, quindi abbiamo messo il meglio che c'è in questo territorio. Lo sviluppo che è stato dato a questo progetto, a Yes Cocktail Jesolo, è stato uno sviluppo molto interessante ed è stato elaborato attraverso proprio grazie all'inventiva di Roberto Castagnier e alla nostra partecipazione con il prodotto Sergio. L'ideatore vincitore di Cocktail on the Beach 2011, Roberto Luciani, nel suo Yes ci ha messo passato, presente e futuro. I gusti presenti, odierni alla moda, sono i pestati, quindi menta e lime. Ricordando il passato, quando andavo da piccolo, frequentavo i bar con mio nonno, lui prendeva sempre una grappa ed io da ragazzino prendevo questa mitica cedrata per i miei gusti, oppure spuma poteva essere. Quindi ho collegato l'Acqua 21, che è una bevanda spiritosa, comunque sempre una, chiamiamola grappa tra virgolette, a basso contenuto alcolico, appunto, che è il futuro, perché il futuro appunto sono cocktail a bassa gradazione alcolica, colmata con il prosecco, il Semioneto ovviamente, sì. Prodotti quindi di qualità per un'iniziativa originale capace di dar vita ad un piano di marketing territoriale con l'intelligente alleanza tra Mionetto, Castagnier, il succo di pesca Pago e la frutta di stagione dell'APOVF. Sentiamo come vengono descritti il prodotto Sergio della Mionetto e a seguire il distillato Acqua 21, eccellenze di casa nostra. È una cuvée proprio che racchiude i profumi del territorio e pertanto è un prodotto molto fresco, molto giovane, capace di inserirsi nei mercati internazionali proprio per la sua qualità. Acqua 21 è un distillato leggero, costruito proprio con la miglior tecnologia che da queste parti c'è, con la passione dei nostri produttori, con le materie prime che nascono qua. Ecco, io credo che proprio l'obiettivo è quello che quel poco di alcol che c'è all'interno è un alcol comunque di qualità che esalta gli aromi naturali della natura. Possiamo quindi dire che quest'estate ha già una buona e fresca certezza. La spiaggia di Jesolo, la prima in Italia, ha un suo cocktail tutto suo. Yes!
Rientriamo in questo studio ideale, come vi abbiamo detto siamo al Parco Archeologico dell'Ivelet a Revine Lago per testimoniarvi che da pochi minuti è terminata l'assemblea delle Proloco della provincia di Treviso e siamo con il presidente Giovanni Folador. Allora, presidente, che assemblea è stata? Un'assemblea partecipatissima con tante persone, sabato pomeriggio, sera, non è una cosa da poco ed è stata un'assemblea di grande interesse che puntava a presentare la qualità delle Proloco. Diciamo intanto quante Proloco ci sono in provincia di Treviso? Sono 102 Proloco che sono divise poi in 10 consorzi di Proloco e con 12.500 soci. C'è anche una neonata, no? Da poco. Sì, proprio è nata in questi giorni ed è presente oggi la Proloco di Mansuè. Ormai in quasi tutti i comuni della Marca trevigiana c'è la Proloco e quindi questo per noi è motivo di grande soddisfazione, oltre che il fatto che sono qui perché vogliono partecipare anche a questa grande famiglia che è l'Umpli. Appunto, ma la situazione è questa, il panorama è questo, c'è una crisi che ovviamente ha portato dei tagli anche dai finanziamenti pubblici, però alle Proloco viene sempre richiesto di fare uno sforzo, no? Il volontariato continua ad andare avanti anche se le risorse sono sempre meno. Ancora di più oggi l'ente pubblico chiede a noi la partecipazione, chiede a noi di essere presenti e noi ci siamo e nonostante i finanziamenti, se non ci sono, noi continueremo sicuramente ad andare avanti e a lavorare per il territorio. Ecco, voi avete presentato delle eccellenze, dei progetti che vedono coinvolte da protagoniste le Proloco oggi. Abbiamo visto oggi percorsi, parchi, musei, ristrutturazione di luoghi storici, abbiamo visto un po' tutto questo e noi questa è la direzione di valorizzazione dell'ambiente e del territorio verso la quale vogliamo andare. Io la ringrazio Presidente per la sua testimonianza, noi nel corso della puntata cercheremo di raccontarvi anche qualcuno di questi progetti, a cominciare da questo dove siamo ora, il Livelet, parco archeologico davvero da non perdere. A tra poco. La marca Autoservizi continua a crescere in qualità e affidabilità. A dirlo sono i suoi clienti. Un'indagine sulla qualità percepita dagli utenti della stessa azienda trevigiana di autotrasporto ha dato delle risposte significative e positive. Sono circa 10 anni che la marca usa questo sistema e di servizio da allora è sensibilmente migliorato. Siamo molto orgogliosi di queste risposte perché ci fanno capire il grado di soddisfazione dei nostri clienti, che io preferisco chiamare utenti perché è un servizio pubblico quello che noi diamo e quindi non un servizio commerciale. L'indagine sulla percezione dei servizi La Marca è stata condotta su un campione di circa 450 utenti, di cui il 97,4% ha risposto che considerano i bus della società in questione altamente sicuri. Molto alto anche il livello di sicurezza personale a bordo. Il giudizio positivo arriva dal 96,9% degli intervistati. Infatti, quasi il 90% si dice soddisfatto delle azioni di vigilanza e di controllo svolte dal personale di bordo. È un percorso che noi abbiamo cominciato qualche anno fa in collaborazione con la Polizia Stradale, con i Carabinieri e con i nostri vigilanti per poter dare un servizio molto qualificato e molto sicuro ai nostri utenti. 9 passeggeri su 10 si dichiarano soddisfatti del livello di comfort, mentre per circa l'80% degli intervistati la pulizia a bordo dei mezzi di La Marca è soddisfacente. Quasi totale è anche la soddisfazione per i servizi aggiuntivi che La Marca dà ai propri clienti. Il periodo sperimentale è finito, da settembre cominciamo a rendere operativo questo sistema. Abbiamo visto in questo periodo dei cambiamenti molto interessanti e soprattutto abbiamo quasi cancellato l'evasione che c'era sui nostri mezzi. Un appello che voglio rivolgere a tutti i giovani è quello di registrarsi perché molte volte abbiamo constatato che per pigrizia il giovane con l'abbonamento in tasca non si registra e questo è un grave fatto perché il controllore potrebbe verificare questo atteggiamento dei giovani, applicare una multa che poi non sarebbe più eliminabile. Movimarca, il sistema di bigliettazione elettronico che darà mobilità all'utente in tutta la regione con un biglietto unico, ha incoronato La Marca come un'azienda altamente innovativa a vantaggio della propria clientela.
Ora bisogna fare attenzione perché chi non registrerà la propria salita a bordo dei bus incapperà nelle sanzioni previste. Facciamo quindi questo gesto per viaggiare in sicurezza. Tra le palafitte dell'Ivelet vado da Emiliano Bernardi, che è presidente della Proloco di Revine Lago. Allora Emiliano, ovviamente ci eravamo messi d'accordo di trovarci qui dopo questo lungo tragitto che ho fatto in mezzo a questa meraviglia, questo parco archeologico davvero straordinario, e questo è visitabile dalle famiglie. Sì, è visitabile alla domenica, tutte le domeniche, dalle 10 della mattina fino alle 6 di sera. Altre possibilità per vederlo con le scolaresche? Scolaresche dal lunedì al venerdì, ci sono tutte le scolaresche, possono prenotare nei vari punti come l'ufficio degli AT e da lì possono venire a fare le visite. Ecco, questo qui in pratica sono delle palafitte, no? Poi ci sono tante volte anche delle rappresentazioni, ci sono dei reperti. Ci sono dentro dei reperti, dei manufatti ricostruiti da dei professionisti, e le palafitte sono di 3 tipi che hanno costruito per far vedere un po', visto che è un parco didattico, le tipologie della fattura del tipo di palafitte. Quindi un parco didattico vuol dire che la domenica poi c'è chi spiega ai bambini delle cose? Certamente, ci sono sempre le ragazze che fanno il giro e ti insegnano, ti spiegano come fare e come facevano al tempo del Neolitico. Certamente, ecco, tu sei pronto come Proloco di Revine Lago anche per un'altra manifestazione molto importante tra poco. Il Lago Film Fest, che a luglio è un festival di cortometraggi che è a livello internazionale, ormai mondiale, visto le varie video che ci arrivano, e è l'ultima settimana di luglio, dal 22 al 30. Allora noi facciamo in bocca al lupo per tutte queste attività, noi ringraziamo anche la Proloco di Revine Lago, ci fermiamo qui e tra poco un'altra testimonianza dopo questa pausa. Movi marca, con un piccolo gesto sei un grande. La validazione è obbligatoria ad ogni corsa, la marca card è una ricaricabile.